Atti degli Apostoli, capitolo 6. In quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. I 12, convocata la moltitudine dei discepoli, dissero: «Non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Pertanto, fratelli, cercate di trovare fra di voi 7 uomini, dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Quanto a noi, continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola». Questa proposta piacque a tutta la moltitudine, ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena e Nicola, proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. La parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme, e anche un gran numero di sacerdoti ubbidiva alla fede. Or Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni fra il popolo. Ma alcuni della sinagoga, detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini, di quelli di Cilicia ed Asia, si misero a discutere con Stefano e non potevano resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. Allora istigarono degli uomini che dissero: «Noi lo abbiamo udito mentre pronunciava parole di bestemmia contro Mosè e contro Dio». Essi misero in agitazione il popolo, gli anziani, gli scribi, e venutigli addosso lo afferrarono e lo condussero al Sinedrio, e presentarono dei falsi testimoni che dicevano: «Quest'uomo non cessa di proferire parole contro il luogo santo e contro la legge. Infatti lo abbiamo udito affermare che quel Nazareno, Gesù, distruggerà questo luogo e cambierà gli usi che Mosè ci ha tramandati». E tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, fissati gli occhi su di lui, videro il suo viso simile a quello di un angelo. Passiamo adesso al capitolo 7, al verso 54, la pagina dopo. In mezzo c'è il discorso di Stefano, che vi invito a leggere a casa. Essi, udendo queste cose, quindi le parole di Stefano, fremevano di rabbia in cuor loro e digrignavano i denti contro di lui. Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra, e disse: «Ecco, io vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio». Ma essi, gettando grida altissime, si turarono gli orecchi e si avventarono tutti insieme sopra di lui, e cacciatolo fuori dalla città lo lapidarono. I testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo, e lapidarono Stefano, che invocava Gesù e diceva: «Signore Gesù, accogli il mio spirito». Poi, messosi in ginocchio, gridò ad alta voce: «Signore, non imputar loro questo peccato». E detto questo, si addormentò. E Saulo approvava la sua uccisione. Vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli. Uomini pii seppellirono Stefano e fecero gran cordoglio per lui. Saulo, intanto, devastava la Chiesa, entrando di casa in casa, e trascinando via uomini e donne, li metteva in prigione. Signore, aiutaci a vedere nella vita di Stefano la nostra vita e a vedere nella nostra vita la tua mano in azione per compiere quello che tu hai stabilito. Signore, aiutaci a ricevere la tua parola e metterla in pratica. Aiuta me, Signore, a condividere la tua parola e non pensieri personali. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.
Accomodatevi, fratelli. Per i nostri adolescenti il nostro hashtag questa mattina è testimonianza potente. Questa storia parla di Stefano. In realtà non si parla molto di questo personaggio. Tutto quello che noi sappiamo di Stefano è qui, in questi 2 brani che abbiamo letto, più il discorso che riempie tutto il capitolo 7 di Atti, e poi un accenno non secondario, non banale, che farà Paolo un po' di tempo dopo, citando Stefano. Basta, non sappiamo molto. In realtà la vita di Stefano lascia un'impronta straordinaria in tutto il Nuovo Testamento. Noi sappiamo che è il primo martire, il primo credente che muore a motivo del Vangelo, non quindi a motivo di sue scelte personali, ma per la fede in Cristo Gesù. Quindi questo lo segna come un personaggio che poi preparerà tutta la Chiesa a vivere un tempo di persecuzione, ma noi sappiamo anche che quel tempo di persecuzione fu voluto da Dio, fu permesso, perché la Chiesa in qualche modo si stava stanziando in Gerusalemme, ma il mandato era: sarete testimoni a Gerusalemme e poi in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Quindi fu un modo del Signore di scuotere il nido e far partire i credenti. E poi noi abbiamo la storia di Filippo e tutte le altre storie. Ma all'opera non siamo cambiati noi, ma lo Spirito Santo è venuto nei nostri cuori. E quando Dio è all'opera, tutto cambia. La vita di Stefano, quando ha conosciuto Gesù, l'ha ricevuto come Salvatore, è cambiata. Non è un forse, non è un'impressione, perché le vite trasformate da Cristo hanno delle caratteristiche. Hanno delle caratteristiche. Come noi distinguiamo un'etnia da un'altra, o un aspetto della natura da un'altra, un animale da un altro, per le caratteristiche che differenziano le varie cose, le varie persone. Così la vita trasformata da Cristo ha delle caratteristiche, ha dei tratti così chiari che chi li incontra dice: quello è il segno di una vita trasformata. Dicevo, non c'è molto di scritto riguardo a Stefano, eppure ogni volta che Luca parla di Stefano, e qui ci vedo un po' di nuovo l'influenza di Paolo. Luca era collaboratore di Paolo e non lo dico a caso, lo vedremo tra poco. Ogni volta che Luca parla di Stefano dicendo: Stefano faceva questo, Stefano ha incontrato quelle persone, Stefano ha aperto la bocca e ha pronunciato, prima di fare queste descrizioni Luca si sofferma descrivendo caratteristiche della vita di Stefano e non dice Stefano aprì la bocca e disse, ma dice per esempio: e Stefano pieno di Spirito Santo disse. Non dice: e Stefano servì alle mense e si dispose, ma disse: e Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, servì alle mense. Non disse: Stefano rispose ai suoi accusatori dicendo questo, ma dice: Stefano pieno di grazia aprì la bocca e rispose. Si ferma sempre Luca a descrivere prima la vita di Stefano e poi a dire quello che aveva fatto, aveva detto. E il messaggio qual è? Che la vita trasformata di Stefano era una vita che risuonava forte e prima di dire qualsiasi altra cosa, chiunque incontrava Stefano doveva dire: quell'uomo ha quelle caratteristiche. Un elenco piuttosto lungo, considerati i pochi versi che parlano di Stefano. Di Stefano è scritto che era di buona testimonianza, era pieno di Spirito Santo, era pieno di sapienza, era pieno di fede, era pieno di grazia, era pieno di potenza. Pochi versi, una descrizione incredibile.
perché la vita trasformata ha quelle caratteristiche. E io me la sono fatta la domanda: ma chi mi incontra, prima di sentirmi parlare e prima di raccontare quello che ho fatto, può dire la vita di quell'uomo ha questa caratteristica, questa, quest'altra, quest'altra, che si possono riassumere in 3 aspetti di una vita davvero trasformata da Cristo. Innanzitutto, la vita in Cristo è una vita piena di grazia. La vita in Cristo, la vita trasformata dall'opera della croce, è una vita piena di grazia. In che senso? Ci aiuta sempre la storia di Stefano. È una vita piena di mansuetudine, è piena di grazia nei modi, è piena di grazia nelle reazioni, in ogni cosa che ci si abbatte contro. È un po' come quando si agita un recipiente e quando lo agiti esce fuori quello che c'è dentro. Quando agitavano il vaso di terra della vita di Stefano, usciva grazia, piena di grazia. Stefano era pieno di grazia a servire delle vedove lamentose, perché l'istituzione dei diaconi nacque da lamentele. Noi scopriamo che anche nella Chiesa primitiva c'era chi si lamentava, chi non era mai contento, chi voleva avere sempre l'attenzione per sé. Uffa, loro li guardano, noi no. E allora Stefano andava, e quando arrivava lì e serviva le vedove, quando andava a parlare ai figli delle vedove che avevano fatto le loro rimostranze agli apostoli, loro trovavano un uomo pieno di grazia, pieno di grazia. E quando si avvicinava a Stefano si calmavano i malumori, arrivava la pace. Perché dico questo? Non è descritto nel servizio dei diaconi, ma lo vediamo dopo. Non c'è una parola di vendetta nei confronti di queste persone che andarono a lui con calunnie. Lui ebbe mansuetudine, non li cura neanche i suoi oltraggiatori, è pieno di grazia. Guarda il Signore, loro guardavano lui guardava in alto. Non era uno scontro uno contro l'altro, lui guardava il Signore, era pieno di grazia. E quando si deve rivolgere a loro, le uniche parole che si sentono sono: Padre, perdona loro, io li ho già perdonati. Quindi la vita in Cristo è una vita piena di grazia, questa è la caratteristica, mostra il carattere di Gesù. È una vita piena di fede. Egli era un uomo pieno di fede. La sua vita era arresa. Da cosa lo vediamo che era pieno di fede? Perché parla del Signore con fiducia e il Signore gli conferma con segni e prodigi quello che lui dice da parte di Dio agli increduli. E tutti lo ascoltano, egli ha fede in Dio, lo serve con fiducia. Non è una rivista. Non si aspetta di ricevere qualcosa per poi fare qualcosa, ma egli ha fede nel Signore e fa quello che il Signore gli dice di fare perché è arreso. Non si può avere una vita arresa se non si ha una vita piena di fede in Dio. E la vita in Cristo è una vita piena di fede. E poi, e questa è la caratteristica principale di Stefano, egli era un uomo pieno di Spirito Santo. 3 volte viene detto che egli era pieno di Spirito Santo e possiamo aumentare questo elenco riguardo lo Spirito perché viene detto che egli era pieno di potenza e viene detto che egli era pieno di sapienza, che sono tutte le virtù che dona lo Spirito Santo. Una vita in Cristo è una vita piena di Spirito Santo. Chi riceve Cristo nel suo cuore non si accontenta di dire: beh, ce l'ho fatta, ho varcato la soglia della grazia, ora sono salvo, ma è una vita che desidera la pienezza dello Spirito Santo ed è una caratteristica non essere mai sazi dello Spirito Santo. E Dio abbonda la nostra vita. Queste sono le caratteristiche di una vita in Cristo, trasformata da Cristo, pieni di grazia, pieni di fede, pieni di Spirito Santo.
Ora questa vita non è poi una vita che rimane un trofeo per noi, dicendo ora sono così, ora sono le mie caratteristiche. Se qualcuno vorrà studiare la mia vita nel futuro, dirà egli era pieno di grazia, era pieno di fede, era pieno di Spirito Santo. No, non serve a questo. Una vita così, anche solo per il semplice fatto che noi continuiamo a usare l'espressione piena di. Mi vengono in mente le parole di Gesù, quando nel passo del buon pastore, Giovanni 10, dice: io sono venuto perché abbiano vita e l'abbiano piena di. Sono venuto perché abbiano vita e abbiano vita in abbondanza. La vita nel Signore è una vita piena. Amen. La nostra vita in Cristo, se è trasformata da Cristo, trabocca delle cose di Cristo. Trabocca, al punto che non può rimanere nascosta. E quindi diventa evidente la vita trasformata. E quando diventano visibili, quando spiccano queste caratteristiche, la grazia, la fede, la presenza piena dello Spirito Santo, innanzitutto nelle vicende quotidiane. Uno potrebbe dire, adesso il fratello si stava preparando a dire, nelle persecuzioni, abbiamo pregato per la guerra, nelle guerre, nelle grandi difficoltà. No, innanzitutto nelle vicende quotidiane. Non è bene che noi lasciamo la preghiera e la parola, dissero gli apostoli. Scegliete delle persone che si occupino delle cose pratiche. E in quelle cose pratiche, che erano quotidiane, queste vedove non avevano un'assistenza sociale. La Chiesa se ne fece carico perché non avevano forse neanche parenti, come insegna Paolo. Cose pratiche, provvedere a bisogni materiali, consolare gli afflitti, cose pratiche, cose di tutti i giorni. Nelle cose di tutti i giorni, nelle vicende di tutti i giorni, nei luoghi di tutti i giorni, nelle relazioni di tutti i giorni, la vita di Stefano si vedeva che era trasformata. Tutti i giorni, chiunque lo incontrava, diceva: quest'uomo è un uomo pieno di grazia. Lo stuzzichiamo. Abbiamo dei caratteri così difficili che a volte lo provochiamo non per colpa sua, ma perché abbiamo noi una giornata storta. E lui risponde con grazia. Andiamo a lui scoraggiati, scettici, cinici, senza fede, senza speranza. Siamo abbattuti noi e vorremmo scaricare su di lui il nostro abbattimento e lui viene a noi pieno di fede. Non si scoraggia mai da dirci ricorri a Dio. Non tace mai nel dire una parola buona che ci spinge a confidare nel Signore, pieno di fede. E poi è pieno di Spirito Santo. Ogni cosa quotidiana, banale forse, che lui fa, il Signore la usa gloriosamente. Lo Spirito Santo lo rende uno strumento e noi vediamo benedizione attraverso di lui. Egli era pieno di grazia, poteva fare le cose più umili ed era di benedizione. La grazia in lui abbondava. Ma la vita trasformata si vede, sì, certo, anche nelle prove. E io penso che la prova che si abbatté su Stefano, noi non la possiamo neanche immaginare. Qualcuno è stato perseguitato in qualche misura tra noi, ma la persecuzione di Stefano fu davvero terribile, fu davvero dalla sera alla mattina. Un giorno lui era per le strade e si vide un popolo intero aizzato da bugie, testimoni falsi, i governanti di quella città, tutta la città contro di lui, trascinato nel Sinedrio, dal Sinedrio trascinato a forza fuori dalla città, un manipolo di persone che si radunano, prendono dei sassi,
si preparano togliendo le vesti per essere più comodi a lanciare quei sassi e ucciderlo a sassate. Io penso che nessuno di noi ha subito una prova simile. E nelle prove si vedeva la vita trasformata di Stefano. Voi potete leggere la storia di Stefano nel capitolo 6, nel capitolo 7 degli Atti. Voi non troverete un cenno di cedimento. Oh, Dio è un Dio misericordioso. Quando noi ci scoraggiamo, Egli è il consolatore che ci rialza. Ma una vita trasformata. Una vita che può dire: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. È una vita che nella prova fa vedere tutta la sua forza. Nella prova si vede davvero che Stefano era un uomo pieno di fede in Dio. Le calunnie, quando dicono una cosa su di noi ci arrabbiamo, siamo permalosi, iniziamo a fare il muso, non parliamo, ci evitiamo, discutiamo, perdiamo la fede, non abbiamo più voglia di pregare, non abbiamo più voglia di venire in chiesa. Oh, quanto siamo capricciosi spiritualmente! Ma un uomo pieno di fede può ricevere le più atroci bugie contro di lui. Non lo scalfiscono perché la sua fede è in Dio. Quello che gli dicono gli uomini non importa. E Stefano era sereno. Davanti alle accuse del Sinedrio era sereno. Davanti alle pietre che andavano contro di lui era sereno. E il suo sguardo, che non era solo quello fisico, ma il suo sguardo fisico rivelava qual era il suo sguardo spirituale. Il suo sguardo era fisso verso il cielo. La sua fede era nel Signore. Una vita trasformata da Cristo, una vita veramente in Cristo. Ha fede in Dio nella prova. Ecco perché nelle persecuzioni, nelle prove, la Chiesa perseguitata per la quale noi preghiamo, in realtà è una Chiesa forte. Perché viene filtrato il popolo di Dio, realmente di Dio, da quelli che si guardano intorno, cercano di capire come stanno le cose, un po' va bene, un po' va male, ma chi ha una vita trasformata in Cristo è pieno di fede e possono arrivare le prove più atroci, continua a rimanere fiducioso nel Signore. Questo era Stefano. Quando si vede ancora una vita trasformata nelle occasioni in cui dobbiamo parlare, egli era pieno di Spirito Santo. Quando ci chiedono conto o quando ci chiedono di parlare di qualsiasi cosa, e lì si deve vedere una vita trasformata. Quali erano gli argomenti di Stefano quando gli chiesero di parlare? Adesso vi faccio vedere io come devono funzionare le cose. Caro Sinedrio, tu ti sei allontanato. Il governo dovrebbe essere fatto non da un consesso di sacerdoti, ma da una persona sola, che rappresenti il Signore. Ora vi faccio vedere io quali devono essere i metodi per governare la città e il popolo di Dio. Ora vi faccio vedere quali sono le mie idee su come devono andare la società, la politica, l'economia. Quali argomenti uscirono dalla bocca di Stefano, che rivelarono questi argomenti che la sua vita era trasformata? Egli iniziò a parlare di Dio. Quando gli chiesero di parlare, uscì la storia di salvezza, dall'Antico Testamento fino ai suoi giorni. Egli parlò di Dio. Quando gli chiesero di parlare, si vide una vita trasformata. Quello che Dio aveva fatto dentro di lui uscì fuori a parole. Questi sono gli argomenti di una vita trasformata. Questo rende evidente una vita trasformata. Ci sentono parlare. E che cosa sentono? Un giorno, assediando
nella guerra civile assediando una tribù, alcuni di altre tribù chiesero, mentre passavano le persone, di pronunciare una certa parola, perché nel dialetto di quella tribù quella parola veniva pronunciata in un certo modo, e quindi chi la pronunciava in quel modo si rivelava perché parlava in quel modo e faceva parte della tribù che doveva essere presa. Spiritualmente vale così anche per noi. La vita trasformata, una vita piena di fede, una vita piena di spirito, una vita piena di grazia, diventa evidente quando apriamo la bocca. Quando apriamo la bocca, l'argomento di Gesù è lì. È lì. È il nostro argomento. Forse non siamo esperti di parlare di altre cose. Ci sono persone che parlano di tutto, della cultura, di tante cose. Noi rimaniamo strabiliati, quante cose sa, come è esperto, che passione ha. Sul calcio gli uomini italiani sono tutti esperti. Ma quando chiedono di aprire la bocca a un uomo a una donna che hanno una vita trasformata, dal nostro parlare si sente subito che la nostra vita è stata trasformata e diventa evidente. Questi sono i tratti di una vita trasformata. Ora, il cuore è questo. Qualcuno potrebbe dire che la vita di Stefano è stata stroncata. In realtà ho letto alcuni passi ieri sera, li ho riletti alla luce di questa storia. Una vita trasformata, fratelli, la vita cristiana realmente trasformata ha un impatto che noi non immaginiamo sui cuori. Noi non lo immaginiamo. Ma una vita trasformata diventa realmente uno strumento nelle mani del Signore per arrivare al cuore di quelli che il Signore sa essere sulla via della salvezza. La nostra vita diventa uno strumento, se è realmente trasformata, nelle mani di Dio, che conosce i cuori di quelli che stanno sinceramente gridando a Lui. Attenzione, quei cuori noi non li conosciamo, ma Dio li conosce. E Dio li può raggiungere attraverso vite trasformate. Saulo non era famoso, era un giovane. Probabilmente Stefano non lo conosceva. Conosceva quelli del Sinedrio, conosceva chi stava intorno alla cerchia del Sinedrio, i personaggi importanti di quella città. Probabilmente Saulo non lo conosceva, non si stava ancora facendo strada. Stefano non sapeva che la sua vita trasformata avrebbe avuto un impatto in una persona che lui non conosceva. Forse non ebbe impatto su quelli del Sinedrio che conosceva, forse non ebbe impatto, ma credo di sì, in quelli che lo lapidarono e che forse lui conosceva, ma lui non sapeva che la sua vita, non le sue parole, la sua vita ebbe un impatto, fece un segno così profondo nella vita di un giovane che si chiamava Saulo. Perché dico questo? Perché noi sappiamo che gli Atti degli Apostoli sono stati scritti da Luca, amico e stretto collaboratore di Paolo. Quindi noi possiamo sapere anche dal peso che ha la storia di Paolo negli Atti degli Apostoli, più della metà della storia parla di Paolo, noi sappiamo quanto incise l'insegnamento, la testimonianza, i racconti di Paolo nella vita di Luca, nella cronaca di Luca che scrisse quel libro. E lì, tutto sommato, non contava tanto che Saulo approvasse l'uccisione di Stefano. Saulo sarebbe diventato un personaggio importante e scomodo
da lì in avanti. Ma fino a quel momento, che Paolo approvasse o non approvasse, era relativo. Contava che si scagliasse il Sinedrio contro Stefano, ma Saulo era ancora lì, un giovane. Non gli diedero neanche la possibilità di lapidare. Doveva stare a curare le vesti lasciate dagli altri. Eppure da questa storia inizia Luca a scrivere: Saulo intanto devastava la Chiesa. E quando il Signore incontrò Saulo sulla via di Damasco, gli disse: ti è duro recalcitrare contro il pungolo. E quando nelle 3 testimonianze che fa nel Nuovo Testamento Saulo della sua conversione, lui dice ripetutamente che era sincero, che stava cercando di fare la volontà di Dio, ma che devastava la Chiesa, noi scopriamo che quello era il modo di Saulo di cercare la verità. E poi Saulo dice una cosa, poco dopo la sua conversione. Dice: dopo il mio ritorno a Gerusalemme, mentre pregavo nel Tempio, fui rapito in estasi e vidi Gesù che mi diceva: affrettati, esci presto da Gerusalemme, perché essi non riceveranno la tua testimonianza su di me. E io dissi: Signore, essi sanno che io incarceravo e flagellavo nelle sinagoghe quelli che credevano in te. E poi un dettaglio, dice Saulo a Gesù: quando si versava il sangue di Stefano, tuo testimone, anche io ero presente e approvavo e custodivo i vestiti di coloro che lo uccidevano. Paolo a Timoteo dice che Dio ha avuto pietà di lui perché lui devastava la Chiesa. E noi immaginiamo tanti credenti. Ma lui specifica qui al Signore, a cui non può nascondere nulla, che tra i tanti credenti uno era rimasto impresso nella sua mente: Stefano. La vita di Stefano si era impressa nel cuore di Saulo. Lui, fino alla fine dei suoi anni, continuerà a dire: io sono l'ultimo dei credenti, l'ultimo dei servitori, perché io ho devastato la Chiesa. E se noi mettiamo questa sua testimonianza insieme a queste sue parole, noi possiamo sapere quanto gli pesò nel cuore il fatto che una vita che segnò la sua vita, lui era lì ad approvare. Ma Dio gli fece grazia, perché probabilmente, permettetemi di aggiungere, molto probabilmente, non posso arrivare a dire sicuramente, ma nel mio cuore sono sicuro, la vita di Stefano raggiunse il cuore di Saulo. Fratelli, noi non dobbiamo pensare che la nostra vita, salvata per grazia, per mezzo della croce, è un beneficio solo per noi. Dio si vuole usare di noi. Dio si vuole usare di una vita trasformata. Fratelli, ci sono persone che noi non conosciamo, che hanno bisogno della grazia di Cristo e noi dobbiamo mostrare l'opera del Signore attraverso la nostra vita. Devono vedere una vita trasformata. Questa è la nostra missione. Non importa che noi sappiamo, anzi è ancora più importante che poiché non lo sappiamo, la nostra vita sia visibile. Noi non sappiamo, noi pensiamo che la nostra vita cambierà la persona che conosciamo, l'amico, il credente che si è sviato, o il simpatizzante, o il collega di lavoro, ma ci sono delle persone che noi non conosciamo e che stanno cercando il Signore e lo vedranno, lo riconosceranno e si arrenderanno a Lui attraverso la nostra vita. C'è un giovane nelle seconde file che noi ignoriamo completamente, ma la nostra vita deve segnare la sua vita.
E qualcuno dice: la mia. Tu sei un pastore, hai il peso, ma anche il privilegio ogni settimana di condividere la parola del Signore davanti a tante persone, ma io, Stefano, che noi sappiamo, un messaggio condivise, poi la sua vita fu stroncata, ma permettetemi una cosa: se la vita di Stefano ha contribuito fortemente alla conversione di Saulo, allora, fratelli, in Romani, Corinzi, Galati, Efesini, Filippesi, Colossesi, Tessalonicesi, Timoteo, Tito, Filemone, c'è Stefano dentro. C'è Stefano. Quanto ha predicato Stefano attraverso il frutto della sua testimonianza. Videro il suo volto come un angelo e Saulo diceva: così vorrei essere io. Videro parole di perdono e Saulo, dentro qualcosa, iniziava a scontrarsi. C'è qualcuno che noi non conosciamo, c'è qualcuno che noi ignoriamo, che deve vedere la nostra vita trasformata, piena di grazia, piena di fede, piena di Spirito Santo, deve vedere il Signore nelle cose quotidiane, nelle nostre prove, nel modo in cui parliamo, deve vedere il Signore e avrà un impatto e saranno salvati dal Signore che ha salvato noi, saranno trasformati dal Signore che ha trasformato noi. Vi sembra poco? Il Signore si vuole usare della nostra vita trasformata. Alziamoci in piedi.